Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Grande commozione a Giarre per l'ultimo saluto a Giovanni Finocchiaro e alla moglie Serafina, morti in un tragico incidente in moto che sarebbe stato causato da una manovra azzardata di un automobilista. 4 arresti a Catania per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. A far scattare le indagini il dirigente di una società di spedizioni che ha denunciato le minacce degli uomini legati al clan Santa Paola Ercolano. A Palermo si è insediato il nuovo assessore regionale all'energia e rifiuti. Francesco Colianni promette: cercherò di utilizzare bene i fondi europei. Catania, piazza Battiato sul lungomare, dopo 16 mesi dei lavori di recupero è stata vandalizzata. A Palermo la mostra fotografica Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella, con 200 immagini inedite dell'ex presidente della regione ucciso dalla mafia. Musica, arriva il nuovo singolo dei Sugar Free, Togliersi di torno, una canzone in cui la band catanese invita a fuggire dal circo mediatico del tutti connessi. Calcio, Catania non giocherà nella prossima giornata di Serie C, ma già prepara l'ultimo di campionato. Siamo concentrati sul Potenza, vogliamo vincere ancora, dice il rossazzurro Lunetta a corner. Ore cruciali per le sorti dell'ACR Messina. Bentrovati, tantissima commozione a Giarre, dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Giovanni Finocchiaro, l'ortopedico morto assieme alla moglie Serafina, una farmacista, in un tragico incidente stradale avvenuto nel Trapanese. Erano in moto quando un'auto avrebbe svolto una manovra azzardata procedendo in retromarcia in autostrada e li avrebbe travolti. Ma sentiamo il servizio di Emanuela Corsi. Era un dottore meraviglioso, umano soprattutto. Persona conosciuta e soprattutto per la disponibilità che lui metteva verso tutti. Commozione e dolore a Giarre per l'ultimo saluto ai dottori Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella, morti tragicamente sabato scorso sulla A29 in uno scontro tra la moto su cui viaggiavano e un'auto. In centinaia hanno atteso l'arrivo delle salme davanti al Duomo, dove si sono svolti i funerali di una coppia amata e ben voluta da tutti. Ad attenderli anche un gruppo di amici motociclisti con i quali condividevano l'amore per la moto, passione che si è rivelata fatale. La coppia era partita per il weekend, mentre viaggiava sulla A29 si è scontrata con un'Audi guidata da un 39enne che avrebbe percorso un tratto dell'autostrada in retromarcia nel tentativo di immettersi in uno svincolo appena superato. Il violento impatto è costato la vita ai 2 giarresi. Increduli, colleghi, per questa inaspettata tragedia. Finocchiaro era un medico ortopedico molto stimato, da anni prestava servizio presso l'ospedale di Giarre. La moglie Serafina era farmacista al Policlinico di Catania. Siamo tutti quanti scioccati per questa cosa sicuramente. Sono quelle tragedie che non ti sai spiegare. 2 bravissime persone, 2 soprattutto professionisti. Tra le passioni di Finocchiaro c'era anche la politica. Assessore della Giunta Sodano, fu componente anche della successiva Giunta Bonaccorsi. Siamo stati in giunta insieme ad amministrare questa città, lo ricordo sempre con molta stima, ma soprattutto con uno spirito di servizio non comune da medico, ma anche da pubblico amministratore. Il sindaco nel giorno dei funerali ha proclamato il lutto cittadino. A Catania 4 le persone arrestate per tentata estorsione. La denuncia è stata presentata dal dirigente di una società di spedizioni minacciato da esponenti legati al clan Santa Paola Ercolano. Questo all'indomani delle 2 condanne a Caltanissetta per estorsione dopo un'altra denuncia di un imprenditore. Simona Mazzone. La denuncia del dirigente di una delle principali imprese di spedizioni operante sul territorio, che non ha ceduto alle loro intimidazioni, è stata determinante per incastrare i 4 responsabili della tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Catania, che hanno così impedito alle mani della mafia di estendere il controllo sul settore delle consegne. Si tratta di Filippo Intelisano, Luigi Calabretta, Francesco Coppola e Virgilio Papotto. Il responsabile della BRT, azienda di spedizioni e logistica, dopo l'interruzione dei rapporti commerciali con la Gifra, società che si occupa di facchinaggio e movimento merci nel capoluogo etneo, è stato portato da Calabretta e Coppola in casa di Intelisano, all'epoca sottoposto ai domiciliari.
Sebbene non rivestisse formalmente alcuna carica societaria, l'uomo ha minacciato il dirigente di gravi ritorsioni sull'azienda di spedizioni e sugli amministratori, qualora i rapporti economici non fossero proseguiti regolarmente. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno appurato che il pregiudicato è figlio di Giuseppe Intellisano, storico appartenente al clan Santa Paola Ercolano, e che Calabretta e Coppola, dipendenti della Gifra, sono anche cognati di Filippo Intellisano. Dall'attività investigativa sono emerse ripetute intimidazioni e minacce da parte di Papotto, cognato di Giuseppe Intellisano e amministratore di fatto della ditta di facchinaggio, nei confronti dell'impresa di spedizione, affinché revocasse la risoluzione del contratto di appalto o per ottenere in alternativa un'indennità di buonuscita in denaro e appalti in altre regioni italiane. E sono passati oltre 2 anni dall'arresto di Messina Denaro e dal velo trentennale che ha coperto la sua latitanza. Emergono nuovi fiancheggiatori. Il lavoro della Procura di Palermo non è ancora finito. Lorena Dolci. Arresti e condanne continuano a fioccare sull'entourage di Matteo Messina Denaro, esponenti della sua famiglia, amanti, persone che hanno prestato l'identità al boss o che gli hanno offerto un rifugio. Il lavoro, ribadisce spesso il procuratore di Palermo De Lucia, non è finito. Lo dimostra l'arresto di Floriana Calcagno, amante, postina, staffetta e scorta del boss negli ultimi mesi. Per la procura di Palermo la donna avrebbe fatto parte della ristretta rete di soggetti totalmente asserviti al latitante. Lui la chiamava Luce oppure Fly e segnava il rosso sul calendario i loro incontri. Con la professoressa di matematica, oggi cinquantenne, il boss passava intere giornate fuori casa, andava al ristorante, veniva ospitato. Eppure, 5 giorni dopo la cattura del capomafia avvenuta il 16 gennaio del 23, la donna si presenta ai magistrati per spiegare che quell'uomo visto in TV lei lo conosceva, ma come Francesco Salsi, un anestesista in pensione. Ben altra storia raccontano gli appunti del boss, le lettere dell'altra amante e le immagini di videosorveglianza. Eccoli insieme, Messina Denaro con un foulard rosso, la Calcagno al suo fianco. Li vede passare anche l'altra amante, la maestra Bonafede, che inchioda la rivale con le sue parole al veleno. Un boss circondato da donne che lo adorano, anche se nei diari per la figlia lui scriveva: una donna intelligente non me la filo neanche di striscio. Se la dolce vita del latitante è in parte scritta, manca ancora da capire dove si trova parte del suo patrimonio, che fa gola a tanti. E mentre gli inquirenti sono al lavoro, Cosa Nostra non resta certo a guardare il vuoto lasciato dalla scomparsa del boss. Ha giurato all'Ars il nuovo assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità Francesco Coliani. Le sue prime parole mostrano coscienza delle sfide che lo attendono, ma sentiamo nel servizio di Mario Viola. Con il giuramento pronunciato all'Ars davanti al presidente della regione Renato Schifani e al presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno, entra nel pieno dei suoi poteri il nuovo assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Coliani. Ex vice sindaco di Enna, esponente del Movimento per l'Autonomia, raccoglie il testimone da Roberto Di Mauro, anche lui autonomista, dimessosi per passare la mano non senza aver prima completato l'iter di alcuni bandi a valere sui fondi europei che erano in scadenza. Al neo assessore adesso toccherà correre per affrontare numerose altre scadenze che riguardano l'uso dei fondi europei e quelli del PNRR, e lui ne è pienamente consapevole. Questi fondi devono certamente essere utilizzati, io cercherò in tutti i modi di metterli in campo. La Sicilia è una terra straordinaria, la Sicilia sta al centro del Mediterraneo, la Sicilia può giocare certamente un ruolo fondamentale, voglio dire, in Italia e all'interno del contesto europeo. Fra le sfide importanti c'è il percorso dei termovalorizzatori, contro i quali è stato di recente depositato anche un ricorso di Legambiente, ma c'è anche la grande sfida della siccità, alla quale sono legati i lavori per le nuove reti idriche, i dissalatori, gli interventi di potabilizzazione, senza dimenticare l'emergenza rifiuti da tenere sotto controllo almeno fino al 2028. Questo è un assessorato strategico, uno degli assessorati più importanti della regione siciliana, perché all'interno dei servizi di pubblica utilità, come appunto viene denominato l'assessorato, albergano il servizio dei rifiuti, il servizio idrico, che sono certamente tematiche importanti per i nostri concittadini e sono ovviamente tematiche anche importanti per gli enti locali, diciamo da dove provengo, da ex vice sindaco della città di Enna. Ma amministrare l'assessorato più difficile della regione siciliana non è uguale ad amministrare un ente locale. Coliani adesso è chiamato ad una prova di grande maturità amministrativa. A Catania, poco meno di 1 anno e mezzo fa, Piazza Battiato veniva consegnata ai cittadini, ripulita e sistemata in ogni suo punto. Adesso è stata nuovamente vandalizzata. Sentiamo Tonino De Mano.
Dicembre 2023, aprile 2025. Sono passati 16 mesi dall'inaugurazione dell'ex Piazza Nettuno, ora intitolata Franco Battiato, e la piazza, riqualificata con fondi europei del Polmetro, mostra già i segni del tempo. Da un lato l'immancabile azione dei vandali, dall'altro i lavori non certo realizzati a regola d'arte con diverse lastre staccate. E che dire delle attrezzature ludiche, alcune adagiate sul terreno ed inutilizzabili, altre in procinto di collassare con la speranza che ciò non avvenga, mentre qualche malcapitato si cimenta in alcuni esercizi all'aria aperta. Ha fatto attenzione perché è poco stabile questa struttura. Io mi piace il pericolo. Per non parlare del tappetino, già staccato in più punti e potenziale pericolo per grandi e piccoli. E qualcuno è già finito a gambe all'aria. Io sono inciampato l'altro giorno in questa moquette qua e sono arrivato a terra. Fortunatamente non mi sono fatto niente. Panchine smart sporche, danneggiate, panchine in ferro deformi, contenitori per la spazzatura fatti a pezzi. E di fronte, dopo aver attraversato il lungomare, non ci sono panchine vandalizzate, o meglio, non ce ne sono proprio. Al loro posto una postazione mai inaugurata per le biciclette, quasi una cattedrale del deserto. Poco più avanti, recante un logo Comune di Catania, si nota un bel raccoglitore di bottiglie di plastica. Vogliamo mettere una bottiglia? No, non si può mettere perché è già in disuso da tanto tempo, quindi non penso che, oltretutto di fili tagliati, quindi è una struttura che potrebbe anche essere utile se funzionante. Neanche a dirlo, vandalizzato e quindi inutilizzabile da molto tempo. Adesso una breve pausa, poi parleremo di una mostra dedicata a Piersanti Mattarella, ma anche di musica con i Sugar Free. A tra poco. Si chiama Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella. La mostra fotografica è allestita a Villa Zito di Palermo, 200 foto, molte delle quali sono inedite. Vediamone alcune con Marco Gullà. Quasi 200 fotografie, la maggior parte delle quali inedite, che ritraggono il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli Bernardo e Maria per celebrare il 90° compleanno del politico dalle carte in regola. La mostra fotografica, che si intitola Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella, è stata inaugurata a Villa Zito e aprirà al pubblico da domani. La mostra è curata dalla Fondazione Sicilia. Abbiamo voluto celebrare i 90 anni dalla nascita di Piersanti Mattarella, perché non abbiamo voluto ricordare la fine, ma abbiamo voluto festeggiare in qualche modo questo compleanno di 90 anni che non si è mai potuto realizzare, ma che è un anniversario di vita e non di morte. Le fotografie esposte sono state selezionate dagli album della famiglia e ripercorrono nel tempo la formazione di Mattarella, il suo ingresso in politica, la sua ascesa al vertice del governo regionale e in generale la sua brillante carriera politica. La mostra è strutturata in un percorso cronologico che parte, dai primissimi anni dell'infanzia e della formazione di Piersanti Mattarella fino ad arrivare al tragico epilogo della sua fine nel 6 gennaio del 1980. E attraverso le fotografie restituiamo al pubblico sia la dimensione politica e istituzionale di Piersanti Mattarella, che è quella più nota, ovviamente, sia la dimensione intima e familiare. L'esposizione è ad ingresso gratuito. Forte del successo televisivo Ad ora o mai più su Rai 1, la band catanese Sugar Free è tornata con il nuovo singolo Togliersi di torno. Nella canzone l'invito alla fuga dal circo mediatico del Tutti connessi. Roberta Lunghi. È da un anno che rifletto la mia vita in mano, ma c'è qualcosa che mi turba, che mi sembra strano. Tutti collegati, ma forse tutti soli dentro un acquario. È una riflessione critica su questo tempo, il senso del nuovo singolo di Sugar Free, la band catanese, reduce dal secondo posto A ora o mai più, che a ben guardare con Togliersi di torno sa di grande rilancio sulla scena del mainstream. Matteo Amantia, Peppe Lo Iacono lanciano un antidoto al circo mediatico. L'antidoto potrebbe essere quello di disconnettersi un po' dalle connessioni virtuali e tornare a vivere in maniera reale e, perché no, girare il mondo.
Il nuovo singolo, corredato dal video per la regia di Ivano Barcellona, salutata l'esperienza televisiva per Sugar Free, adesso è il tempo del ritorno al tour, che è iniziato proprio in Sicilia e che si snoderà per tutta l'estate con un calendario che si infittisce sempre più di date in tutto il paese. Adesso ancora una pausa, poi il calcio, parleremo del Catania ma anche del Messina. Tra poco. Eccoci al calcio, il Catania non giocherà nella prossima giornata in Serie C ma già prepara l'ultima di campionato. Siamo concentrati sul Potenza, vogliamo vincere ancora, dice il rossazzurro Lunetta, ospite ieri a Corner. Marco Carli. È tornato definitivamente a disposizione da 7 partite e ha segnato 3 gol nelle ultime 5. Gabriel Lunetta è un protagonista assoluto di questa fase positiva di stagione rossazzurra. Della duttilità ha fatto il suo punto di forza, impiegato come esterno di sinistra, falso 9 e ultimamente soprattutto da trequartista nei due alle spalle dell'unica punta. Nella mia carriera sono sempre stato un giocatore duttile, ho girato tantissimi ruoli, quindi è anche chiaramente il mister che mi ha messo nella posizione probabilmente in questo momento che più esalta le mie caratteristiche col tipo di gioco che stiamo facendo. I rossazzurri hanno ripreso gli allenamenti per questa settimana particolare che non culminerà con la partita di campionato. L'obiettivo è il Potenza per la gara del 26 aprile. Nel frattempo ecco Guglielmotti eseguire esercizi sullo stesso campo in cui si allenano i compagni. È ulteriore tassello che manca e che può tornare presto in gruppo, sempre con la prudenza e il buonsenso che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Nelle immagini anche la vena di alcuni protagonisti e qualche gesto di classe. Lunetta spiega ancora una volta come il gruppo si sia compattato. Siamo migliorati non tanto perché magari ci sono stati cambiamenti negli uomini, ma bensì perché col tempo si è creata una coesione giusta e un equilibrio giusto. Il Catania vuole in trasferta, ma in vista dei playoff servirà una squadra capace di far bene anche al Massimino. La squadra era, quando la gente è ritornata con quel calore lì a sostenerci, ha sempre espresso un buon calcio e soprattutto un grande spirito. Noi dobbiamo pensare unicamente ad andare a Potenza e vincere. E sono ore febbrili in casa Messina, calcio per arrivare a rispettare le scadenze economiche di domani e per garantire un futuro al club giallo-rosso. Francesco Triolo. L'ultima ancora di salvezza, l'ultimo appiglio per mantenere fede agli impegni economici in scadenza domani è una lotta contro il tempo, quella che a Messina hanno avviato alcuni imprenditori sollecitati dal sindaco Federico Basile per raggiungere la quota di circa 300.000 euro necessari al pagamento degli stipendi e dei contributi ed evitare una nuova penalizzazione. Il primo cittadino ha cercato di aggregare una decina di realtà imprenditoriali e commerciali che verserebbero una quota ciascuno sul conto di un notaio che poi la trasferirà su quello dell'ACR Messina per provvedere ai bonifici, e tra questi ci sarebbe anche Pietro Sciotto che ieri pomeriggio ha partecipato alla riunione convocata dal sindaco e che è sempre il titolare della fideiussione a garanzia inviata ad inizio anno in Lega, quindi ha tutto l'interesse che venga rispettata la scadenza. Si lavora sul fronte stipendi ma anche sul futuro. Poco prima della mezzanotte è arrivata a Messina la copia cartacea della procura Veddere che AAD Invest ha firmato, copia arrivata con l'ultimo aereo atterrato a Catania e poi consegnata al sindaco, quasi una scena da film thriller. Il costo stabilito €1. Il sindaco adesso sta sondando il reale interesse con i gruppi che si erano avvicinati nelle scorse settimane e che dovranno comunque farsi carico dei debiti del club. Tutto questo mentre la squadra prepara la trasferta di Foggia, una partita che deve assolutamente vincere per continuare a coltivare la possibilità di disputare il play-out salvezza. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.